In Friuli Venezia Giulia il dato dell'affluenza al referendum si è fermato al 27,58%, al di sotto anche del 30% della media nazionale. Il quorum dunque è rimasto un vero e proprio miraggio. In 4 quesiti su 5 il sì ha comunque prevalso con oltre l'82% delle preferenze, licenziamenti illegittimi, tutela delle piccole imprese, contratti a tempo determinato e sicurezza sul lavoro. Si è fermato invece al 60% dei voti positivi il quesito che interrogava sulla riduzione da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana. 14 milioni di italiani al voto sono comunque un numero molto significativo. Naturalmente per raggiungere il quorum serviva molto di più. Non è la prima volta nell'arco degli ultimi 30 anni che non si raggiunge il quorum. Ricordo che è stato raggiunto una volta sola dal 1995 in occasione di un referendum sul nucleare. In ogni caso abbiamo posto al centro i temi sociali del lavoro, della cittadinanza. Penso che sia importante che il Parlamento parli di questi temi che sono centrali, la precarietà, la sicurezza, il subappalto, insomma sono temi fondamentali per l'Italia di oggi, e poi c'è il tema della cittadinanza su cui andrà fatta una riflessione aggiuntiva, perché i dati sono emblematici, sono anche diversi rispetto ai quesiti sul lavoro. Il referendum non è andato bene perché non abbiamo raggiunto il quorum del 50% più 1. E il nostro obiettivo era quello di cancellare delle leggi sbagliate che portano a una forte precarizzazione del mondo del lavoro, ai temi di salute e sicurezza e alla questione della dignità del lavoro. Però partiamo insomma da un dato e da una forte sensibilità delle cittadine e cittadini del nostro Paese su questi temi, ed è chiaro che per questi temi per noi sono ancora degli obiettivi che perseguiremo utilizzando tutti gli strumenti, quella della contrattazione, quello della rappresentanza sociale sui territori.